Ieri, di rientro dalle vacanze festive, alcuni alunni non sono entrati a scuola, oggi nemmeno. Preferiscono piuttosto stazionare negli spazi esterni della struttura scolastica per manifestare il loro disappunto. Ci troviamo all'Istituto Superiore Gaspare Ambrosini di Viale Che Guevara a Favara, che ha deciso di non entrare a scuola, lamenta la mancata attivazione dei riscaldamenti. Lamentele che vengono manifestate anche con cartelli e striscioni attaccati al perimetro esterno dell'istituto dal lato di Viale Aldomoro e a suon di cori che reclamano il riscaldamento della scuola. Oltre al freddo in classe, dovuto ai termosifoni spenti, i manifestanti lamentano anche carenze che, a loro dire, attanagliano la struttura che ospita l'istituto alberghiero. In pratica è più di un mese che siamo senza riscaldamento. Più volte io e i rappresentanti siamo andati dalla preside personalmente con molte richieste scritte per appunto l'accensione dei termosifoni, ma la preside ha detto che purtroppo non ci sono fondi. Normalmente i riscaldamenti partono dal 1° dicembre e noi dal 1° dicembre che facciamo richiesta. I problemi inerenti alla sicurezza, alla pulizia della scuola, al fatto delle cucine che hanno aperto di recente, che fra l'altro la preside ci ha chiuso adesso perché noi abbiamo scioperato per un diritto che è nostro di dovere. Quindi cosa chiedete? Ora, prima di tutto riscaldamenti accesi, perché non è normale che i ragazzi qua vengano con le coperte, con le borse d'acqua calda, che dentro la scuola fa più freddo che qua fuori. Quindi prima di tutto i riscaldamenti. Poi che iniziamo a darci da fare sulla sicurezza e sulla pulizia della scuola, perché noi abbiamo proposto di fare una deratizzazione, la disinfestazione, ma purtroppo ci sono ancora problemi. Per quanto tempo avete intenzione di andare avanti? Fino a quando non verremo ascoltati. Segnaliamo altri problemi riguardo alla sicurezza, cosa che in questa scuola lascia a desiderare. Volevamo porre appunto dei problemi chiave riguardo alla sicurezza, come le porte tagliafuoco, in certi casi i maniglioni antipanico rotti o, come avevamo detto, in certi casi proprio mancanti, porte di sicurezza chiuse e gli estintori scaduti. Ovviamente sono le parti più importanti riguardo alla sicurezza, ma ci sono molti altri piccoli dettagli che si aggiungono. Usufruiamo di un solo ascensore per 700 alunni, la scuola è divisa in due, in due parti. Usufruiamo di 2 scale, la scala A e la scala B, e funzionando soltanto l'ascensore della scala A, l'ascensore della scala B non è stato mai aperto oppure messo in uso. Da parte della dirigenza arriva una risposta in cui viene detto che non è nostra competenza intervenire sulla sicurezza e che ci sono dei responsabili capaci di governare tutto questo. In merito alla questione abbiamo sentito la dirigenza del Gaspare Ambrosini. La dottoressa Milena Siracusa, pur non volendo rilasciare un'intervista, ha dichiarato che sono state già attivate le procedure per l'accensione dei caloriferi. Siamo in attesa di rimettere in funzione l'impianto, assicura, una volta arrivato il pezzo necessario per la caldaia che andava sostituito ed è stato già ordinato.